Buonasera a tutti e benvenuti a Tre, il podcast di Sardegna Gold dedicato ad arte, cultura e intrattenimento. Io sono Michele De Montis, come in regia c'è Roberto Di Sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare lo scrittore Francesco Cussu, attore del romanzo Sognare costa caro. Ciao Francesco e benvenuto. Grazie a voi. Sognare costa caro, edizione Amico Libro, uscito nel 2023. Di cosa tratta il tuo romanzo? Praticamente è un giallo scritto durante l'estate del 2018 e ha come protagonista un discografico di successo che purtroppo viene ritrovato appunto vittima il 2 di giugno in una maniera un po' particolare perché lo ritrovano con la testa dentro un forno per grigliate. E da lì inizia appunto un'indagine che vede il protagonista, come nei precedenti romanzi, l'ispettore Vittorio Curti, che ancora una volta si ritrova a dover fare delle indagini sempre con certi ostacoli da parte di chi sta sopra di lui. Questa è un po' una caratteristica di tutti i precedenti romanzi, ecco. Ecco, infatti sì, lo ricordiamo agli ascoltatori, Sognare costa caro è il quinto di una serie di romanzi noir che hanno come protagonista l'ispettore Vittorio Curti. A questo riguardo vorrei domandarti, in alcuni episodi precedenti, penso a Fuori corsia o Dentro il vento, le indagini si sono un po' intrecciate anche con temi di forte rilevanza sociale, politica e anche di stretta attualità. E in questo caso invece il racconto riguarda il mondo della musica. E in questo caso c'è ugualmente un messaggio di carattere politico, sociale e culturale o hai deciso di cambiare un po' ambito? No, diciamo che i primi quattro erano strutturati in modo tale da essere dei romanzi di denuncia sociale, fondamentalmente perché mettevo il dito nella piaga su quello che nella società, per tanti motivi, anche la stampa un po' evita di, diciamo così, di approfondire, perché ormai per i giornalisti la querela è sempre dietro la porta. Nel quinto ho voluto essere un pochino più leggero, sia per me, per in qualche modo sviluppare un argomento che a me mi è molto caro, in quanto sono un appassionato di musica da tantissimo tempo, da quando ero fondamentalmente nelle scuole medie. E poi perché in qualche modo dopo quattro romanzi molto densi, tra l'altro anche uno, Anime intossicate, che mi è costato un po' dal punto di vista, diciamo così, umano, perché quando tu metti il dito nella piaga in una diocesi, che poi è quella della mia cittadina, è ovvio che ha avuto delle ripercussioni non piacevoli. Detto ciò, sì, anche in questo c'è un po' di, diciamo così, di denuncia sociale. Per esempio, il fatto che nelle zone costiere talvolta non tutto funziona nel modo migliore. A Costa Beata, che è il luogo in cui io ambiento il romanzo, per esempio, manca il sistema fognario, per cui le case, soprattutto le ville, anche belle ville, perché parliamo di un'area di pregio, ma parliamo anche di un'area che vede come proprietari delle ville anche gente altolocata. Però purtroppo non c'è il sistema fognario, per cui vi lascio immaginare. Ecco, quindi una parte è quello, poi anche l'aggressione, diciamo così, dell'edilizia sulle coste, senza tanti regolamenti rispettati. E poi c'è anche un altro aspetto che è quello diciamo così, di come alcune parti della società, per esempio in questo caso la magistratura, fa a blocco comune quando qualcuno di loro, nello specifico il figlio e la figlia del giudice D'Agostino, viene in qualche modo da Vittorio Corti individuata come colei che può avere una parte in questo omicidio, in quanto quella sera si trovava nella casa del padre, giudice, ripeto, col quale Corti aveva già avuto problemi durante il primo romanzo Dietro il vento sulla speculazione eolica. E appena la si nomina, il padre si inalbera, vorrebbe fare in modo che si tolga l'indagine a Corti, proprio per evitare che la figlia vada a deporre. Solo questo, eppure c'è paura anche di questo. Quindi un po' di denuncia sociale c'è anche in questo, però rispetto agli altri, anche dal punto di vista della scorrevolezza, abbiamo fatto il possibile per renderla più fluida. Questa figura dell'ispettore capo Vittorio Corti attraversa tutta la tua opera narrativa. Quanto cambia di romanzo in romanzo? In altre parole, è un archetipo o è una figura dinamica che cambia insieme anche alle storie che vengono raccontate? Un po' cambia soprattutto rispetto all'inizio, perché all'inizio io ho delineato Corti e ne sono anche consapevole, quasi un po' come un ispettore antipatico, in quanto arriva in una scuola durante le ore serali per indagare su un omicidio avvenuto nei bagni degli insegnanti, e lui era tutto preso da un'indagine che lui aveva chiamato Dietro il vento. Era praticamente un'indagine contro la speculazione eolica in quel periodo, per cui lui spera che ci vada qualche suo collega a fare questa indagine su questo omicidio, invece alla fine tocca a lui per una serie di vicissitudini, per cui arriva ed è anche un po' sgarbato, ecco, con il personale scolastico, con gli stessi studenti,
quindi all'inizio non è molto, come posso dire, una figura molto ben vista. Poi man mano che procede, comunque diciamo che è un personaggio abbastanza dinamico, perché comunque sia uno che mantiene sì delle caratteristiche fisse, che sono quelle di non fare sconti a nessuno, non guarda a chi sta sopra la persona, diciamo così, che lui magari interroga. Non è uno che si piega davanti a un superiore, ma se è convinto della propria idea, della propria pista investigativa, la segue anche se questa dovesse costargli il perdere la stessa indagine, a tal punto che molte volte la perde e poi lui la, diciamo così, a modo suo, in maniera sotterranea, carsica, la riprende e poi alla fine è quello che risolve sempre il caso. Come nasce la figura dell'ispettore Curti? Vi è qualcuno che ti è stato di ispirazione o un personaggio creato ex novo letteralmente? Allora, quando io ho iniziato a scrivere gialli, era il 2010, andavano per la maggiore, se vi ricordate, tutti quei romanzi gialli noir, thriller della penisola scandinava, per cui, che ne so, romanzi svedesi, norvegesi e così via. Col senso di Smilla per la neve. Esatto, e notavo che la maggior parte di questi detective avevano dei tratti comuni, cioè per esempio avevano tutti i problemi o psicologici o di alcol, di dipendenza addirittura di droga, oppure questa stessa dipendenza o questi stessi problemi li avevano i loro familiari, poi avevano delle mogli sempre problematiche o addirittura con problemi di salute. Scandinavi, quindi. Esatto, quindi ho detto, ma se mi passa del termine, ma uno normale lo troviamo, cioè uno che non ha tutti questi problemi e che si dedica all'attività investigativa più per una sfida con se stesso che non per lavoro, perché Corti è uno che veramente usa le indagini più per vedere fin dove lui riesce a arrivare, si spreme in tutto e per tutto, è un ex studente di psicologia, tant'è vero che trasferisce alcuni criteri tipici di uno psicanalista negli interrogatori, perché come dico tante volte, un buon psicanalista è colui che capisce il problema, la natura, l'origine del, diciamo così, del disturbo del proprio paziente più da quello che il paziente non dice che non da quello che il paziente dice. E secondo Corti spesso e volentieri coloro che vengono chiamati in commissariato, spesso soltanto come persone informate sui fatti, vengono sottoposti da Corti a delle domande talmente spiazzanti che lui riesce a capire come se avesse una sorta di sesto senso, capisce quando o non stanno dicendo tutto quello che sanno, oppure quello che sanno lo stanno distorcendo, un po' per paura, un po' per, diciamo così, per cautelarsi in qualche modo e cercare di essere prudenti. Corti se ne rende conto e a quel punto nelle pagine degli interrogatori subentra la parte corsiva che io dedico alla cosiddetta voce, cioè lui lì si sfoga, perché Corti per esempio a differenza di tanti detective non è un violento e non è anche uno che perde molto le staffe, ha come valvola di sfogo questa voce dove lui riversa quello che effettivamente pensa, realmente pensa della persona che ha di fronte, ma non dice per due motivi. Uno, perché ha paura che l'interrogato chiami il proprio avvocato e quindi in qualche modo questo va a alterare un po' la scaletta che lui si era fatto. Secondo, per una questione di educazione. Quindi si mantiene abbastanza calmo, aspettando il momento giusto per fare la domanda incalzante, insomma entrare nel vivo quando uno manco se l'aspetta, magari uno si sta rilassando, diciamo, ma mi ha chiesto il grosso, e invece poi l'ultima domanda è quella che mette proprio KO, oppure fa sorgere in Corti qualche dubbio. Hai detto che insomma quest'ultimo romanzo, Sognare costa caro, si discosta in un certo qual modo dai precedenti per via della tua scelta di adottare insomma una narrazione, se vogliamo, più facile o meglio meno drammatica rispetto alle precedenti, più leggera, se mi passi l'espressione assolutamente non corretta, non accurata. E i tuoi lettori come hanno preso questa decisione, questo cambio di stile, ecco? Ma devo essere sincero, sono più contenti che scontenti, nel senso che i primi 4 romanzi sono piaciuti a chi ha la tendenza a leggere romanzi gialli e noir, ma non i classici romanzi gialli noir, quelli, se mi passate il termine, da leggere sotto l'ombrellone. Perché quelli sono veramente leggeri, fatti apposta per essere, diciamo così, letti in un battibaleno, con il solo e unico obiettivo, quello di fare in modo che chi lo legge si eserciti nell'individuare chi è l'assassino. I miei primi 4 romanzi, ma anche un po' il quinto, i miei primi 4 romanzi sono più per far riflettere chi legge, poi se in qualche modo vuole continuare a esercitare la sua sfida va bene. Una volta qualcuno mi ha mandato un messaggio nel messenger di Facebook dicendo appunto che per esempio mi ha detto questo Corti è sempre arrabbiato con tutti, però come dire ha delle intuizioni che io da esperto di non riesco ad avere, cioè dava dell'antipatico a Corti però diceva dotato di.
Poi una volta ho letto un articolo sul Fatto Quotidiano dove si parla addirittura di specie di, come posso dire, di gruppi di lettura che leggono il romanzo in 4 o in 5 e si sfidano a chi azzecca di più diciamo così, l'assassino. I miei romanzi non hanno questo obiettivo, anche se si prestano, perché essendo appunto un giallo c'è sempre comunque un killer che ha compiuto il delitto. In questo quinto mi hanno tutti fatto i complimenti perché hanno visto che il testo effettivamente è più scorrevole. Diciamo che siccome provengo dalla poesia, nei primi 4 romanzi, in particolar modo nel primo, un po' ho cercato di fare una fusione tra la prosa e la poesia a modo mio, ecco, e non tutti l'hanno apprezzato. E questo invece è quello che più di tutti si distacca da quella tendenza e quindi forse per questo motivo è stato più apprezzato. Quanto è difficile veicolare un messaggio all'interno del format del giallo, del noir? Scusate, ma io ritengo che ormai il giallo sia diventato, e anche il noir in generale, sia diventato un po' anche il rifugio di molti giornalisti d'inchiesta, in quanto, come dicevo prima, fare giornalismo d'inchiesta è talmente difficile che è meglio in qualche modo ritagliarsi una parte narrativa, in quanto con quella famosa frase tutto è frutto della fantasia dell'autore ci si cautela dinanzi a possibili, diciamo così, conseguenze legali. Però si presta se tu sei in grado di, prima di tutto, documentarti su un argomento sulla quale ti vuoi focalizzare. Se prima ti documenti bene, non è difficile, anzi, devo essere sincero, a me non viene affatto difficile, anzi mi è consono questo modo di procedere. Altri tantissimi preferiscono più, che ne so, puntare su dei micro riferimenti alla realtà che, diciamo così, che presenta aspetti problematici, piuttosto che soffermarsi su un tema ben preciso, bello specifico. Ovviamente quello mio è più rischioso perché, ripeto, quando tu vai a toccare argomenti come quelli della Chiesa, è ancora un tabù in Italia, cioè, ve lo posso garantire. Io ho visto nella mia esperienza presentazioni che sono saltate, presentazioni che sono state fatte fallire, presentazioni che erano pronte e poi rinviate 2 giorni prima perché non c'era chi non si prendeva la responsabilità di far presentare questo libro. Quindi mi sono saltate molte presentazioni. Ovviamente l'atteggiamento della Chiesa è stata quella di, come posso dirvi, di evitarmi, di non farmi pubblicità, anche perché, come dice Aldo Busi, la pubblicità migliore è quella negativa. Allora interessava solo sapere se stava vendendo questo libro. Però c'è stata una appendice a Ozieri dove mi volevano addirittura querelare, la diocesi di Ozieri mi voleva querelare, poi sono fatti 2 conti, hanno visto che non c'è un nome, non c'è nulla e quindi gli facciamo solo tanta di quella pubblicità che questo rischia pure di sfondare, quindi meglio buoni e quindi meglio essere indifferenti. E invece la comunità di Tempio, come ha preso i tuoi romanzi? Allo stesso modo, se parliamo... la comunità in generale, tu Sì. dici. La comunità in generale, vabbè, allora, quando io ho pubblicato Dietro il vento, devo essere sincero, c'è stata un'attenzione nei miei riguardi e sembrava quasi che tutti attendessero un romanzo di questo tipo, perché a Tempio ci sono tanti che scrivono poesie, ci sono tanti che scrivono, tanti che sono Hai toccato un appassionati. nervo Secondo scoperto. me sì, è come se c'era un avevo scoperto oppure anche un buco da colmare. Poi lo ricordiamo, era un romanzo che tratta dell'aggressione del territorio da parte dei costruttori di paleoliche, quindi un Esatto. tema che è tornato prepotentemente all'attualità in questi ultimi mesi. Esatto, io avevo preso spunto da quello che si stava verificando nel comune di Ploaghe, dove era in procinto la realizzazione di un parco eolico. Poi la magistratura intervenne perché si rese conto che c'erano delle infiltrazioni mafiose che riguardavano gli alti livelli della regione Sardegna e anche più su, per cui bloccarono tutto. Quindi prendo spunto da questo fatto di cronaca, poi mi sono concentrato a studiare un po' il fenomeno, a vedere le differenze abissali che ci sono tra come viene considerato qui l'eolico e tutti i favoritismi che vengono concessi a molte aziende che sfruttavano soprattutto i finanziamenti europei, e come invece l'eolico è nato in stati come la Germania e la Danimarca, dove hanno ovviamente i comuni e le comunità hanno più spazio e soprattutto hanno più denaro, perché dispongono di partecipazioni azionarie nella società che vuole impiantare le paleoliche e quindi più la società guadagna, più il comune guadagna. Da noi invece hanno fatto dei contratti che sono vantaggiosi per i primissimi comuni che l'hanno adottato. Per esempio in provincia di Sassari ricordo Budusò, ricordo Tula, ricordo Sedini.
Ma in altri comuni, io ricordo il sindaco di Logossanto mi disse nel 2015 che era tutto calato dall'alto, che lui non poteva fare nulla. Di recente, parlando col sindaco di Luras a gennaio, mi ha detto che loro ormai sono impossibilitati di opporsi. È tutto calato dall'alto, loro non possono fare niente se non eventualmente mettere a disposizione della propria cittadinanza degli spazi pubblici per fare dei convegni, per fare, diciamo così, delle discussioni pubbliche, ma non vanno oltre. Ecco, da questo punto di vista è un'epoca storica nella quale purtroppo il numero di lettori tende a scendere sempre di più, e in cui l'oggetto libro diventa sempre più estraneo, specie alle nuove generazioni. Lo scrittore, l'autore può ancora avere quel ruolo di guida critica nei riguardi delle ingiustizie, di ciò che non va, come capitava in passato, secondo te? Beh, in tutto si sta molto più affievolendo perché lo riscontro in tante presentazioni che faccio e purtroppo la media delle persone che sono presenti è superiore abbondantemente ai 50 anni, ma proprio abbondantemente, arriviamo quasi a un'età media che sfiora i 60 anni. Questo significa che i giovani sono un po' da questo punto di vista lontani da questo, un po' da questo genere letterario, ma un po' da tutta la letteratura, tranne quella che più solletica i loro, come posso dire, i loro gusti, che sono quelli del fantasy, oppure qualcosa di molto indotto comunque dalla società. Cioè io ci vedo molta poca libertà di scelta. Quello che vedo è che tutti si buttano su quello che la società impone loro. Sta accadendo nella musica con la musica trap, che è di un livello veramente scadentissimo. Sta accadendo con la letteratura, sta accadendo un po' in generale con tutte le forme artistiche, ecco. Io me lo auguro che ci possa essere una ripresa, che prima o poi si possa tornare al ruolo guida, come dici tu, dello scrittore. In questo momento non sono molto ottimista, sono più realista che pessimista, però mi lascio una porta aperta nel caso in cui magari un domani si possa, e me lo auguro che ci sia una, diciamo così, una svolta, ecco. Chi sono i tuoi autori di riferimento? Allora, io devo essere sincero, sono un po' un onnivoro, nella serie che molti sono convinti che io sia un grandissimo appassionato che legga soltanto gialli. Molti pensano che uno scrittore di gialli legga soltanto gialli. Io invece un po' ho sfatto questa credenza. Io sono un grande appassionato sia dei classici, io da ragazzo ho letto tutto ciò che riguarda la letteratura decadente del primo Novecento. Poi sono passato a scrittori, diciamo così, degli anni 80-90. Poi ovviamente leggo anche dei giallisti, non so, anche Lucarelli, Vichi. Leggo, che ne so, Scerbanenko, che è un po' colui che ha influenzato tutti. Lo stesso Lucarelli ha sempre dato a Scerbanenko la primogenitura di questo genere in Italia. Però devo essere sincero, se qualcosa è rimasta in me di questi autori, è rimasta e sedimentata in maniera inconscia, nel senso che io quando scrivo romanzi gialli, devo essere sincero, non leggo romanzi gialli, perché la tendenza a farsi condizionare è molto forte, allora leggo meglio saggistica, oppure romanzi non gialli. È curioso perché la medesima riflessione l'ha fatta nel corso di un incontro qui La Straniera Gol e Igor Melis, un altro scrittore, anche lui mi ha raccontato che quando scrive tende a non leggere altro per non in qualche modo farsi influenzare da ciò che sta leggendo. Sì, secondo me è un modo per fare in modo che quello che tu scrivi sia tutto un fatto di combustione interna tua, di non farti condizionare dall'esterno. L'esterno tu lo devi fare entrare soltanto se c'è il tuo filtro. Ecco, ma tu pensi che uno scrittore riesca realmente ad avere un totale controllo di questo filtro, o in qualche modo qualcosa passa e finisce per esserne influenzato, pur non volendolo magari? Beh, qualcosa passa di sicuro, perché qualsiasi filtro, alla fine qualche piccolo elemento passa, c'è poco da fare. L'importante è che non sia un elemento che è determinante, ecco. L'importante è che quello che tu hai voluto far passare, quello che hai fatto passare è quello che volevi tu, e se c'è qualcosa che non volevi sia qualcosa di minore, di piccolo, di insignificante, di molto collaterale a quello che volevi dire, ecco. Questo sì. Però l'importante è non, per esempio, si sa, ma è una cosa nota nel mondo editoriale, si insegue troppo le mode, le tendenze del momento, cioè ormai la narrativa sta diventando più resoconto che non invenzione. Io nel mio piccolo cerco di fare più invenzione, cioè io invento le storie. Tant'è vero che mi succede una cosa un po' particolare, siccome io per tantissimi anni, fino allo scorso anno, ho scritto per Unione Sarda.
Mi dicevano quando scrivevo articoli, ma tutto quello che hai scritto non è vero. Adesso che invece scrivo romanzi mi dicono, ma ovviamente quello che hai scritto è vero. Cioè si è capovolta la situazione. Ecco. Cioè, uno che scrive nei giornali è ovvio che deve scrivere la verità. E uno che scrive nella narrativa è ovvio che non tutto sia vero, ma è frutto anche della fantasia dell'autore. E invece si tende un po' a confondere questi due piani. Certo. Due domande. Una curiosità, ma la band Onda Rotta di cui si parla nel libro, che genere suona? Beh, suona un genere dark rock. Dark rock. Sì, va tanto per la maggiore negli anni 90, cioè nei primi anni 90, quando loro stavano per raggiungere l'apice e lo avrebbero raggiunto probabilmente con il loro quarto album che si sarebbe dovuto appunto intitolare Sognare con Staccaro, che purtroppo non vede mai la luce. E quindi questo gruppo si vede a un passo dall'Olimpo della musica rock e purtroppo è costretta a cadere. Tu sai che quando stai per salire più in alto o quando sei in alto il tonfo è più... Fa particolarmente male. Esatto. Volevo domandarti inoltre, è prevista una prossima indagine per l'ispettore Vittorio Curti? Assolutamente sì. Il prossimo riprendo con un argomento anche abbastanza tosto perché nel 2018 nel mio primo anno di insegnamento alle serali c'era questo giovane ragazzo di 21 anni che mi ha in qualche modo parlato della presenza piuttosto massiccia di siringhe in alcune aree di Tempio, tra l'altro anche in alcune aree tipo aree pubbliche come ad esempio il Parco delle Rimembranze e così via, oppure nel retro del liceo, oppure in ex edifici pubblici ormai lasciati al totale abbandono. E allora un pomeriggio siamo andati a caccia di queste siringhe e lui mi ha messo in contatto con un suo amico di 21-22 anni anche lui, che purtroppo questo abusa di droga, cioè proprio questo si buca, per dirla come si dice un tempo. E mi ha dato una serie di informazioni su da dove arriva questo tipo di droga, chi la taglia, come viene tagliata. Per cui il prossimo romanzo vede i giovani in primo piano e purtroppo la cultura del buco che sta ritornando nelle nostre città, nella nostra società. Assolutamente sì, basta fare un giro per Cagliari per rendersi conto di questa situazione che pensavamo fosse relegata ormai ai lontani anni 80, invece non è così. Bene, grazie Francesco. Ricordo ai nostri ascoltatori Francesco Cossu, autore di Sognare con Staccaro, edizioni Amico Libro. Grazie a tutti, grazie a Roberto in regia, ci vediamo alla prossima puntata di 3, buonasera.